Lutto per le comunità di Pieve di Cadore e di Maniago. Carlo Chiodini, 43 anni, è morto ieri in un incidente sul Monte Bianco e lascia un figlio di soli 7 anni. L'uomo era originario di Maniago, in provincia di Pordenone, ma da anni risiedeva a Pozzale di Pieve di Cadore, di dove sono originari la madre Carolina e i nonni materni, ed è qui che è maturato il suo amore per le montagne. L'incidente è avvenuto in Francia, a 3.400 metri di quota, sul Grand Flambeau, poco distante dal confine italiano in Alta Savoia. Una frana ha colto di sorpresa il gruppo di cui faceva parte, che era composto da 3 alpinisti italiani, tra cui una guida. Secondo quanto comunicato dalla gendarmeria di alta montagna delle Hautes-Alpes, Chiodini è morto sul colpo, mentre una seconda persona ha riportato fratture multiple. La guida è rimasta illesa. L'alpinista ferito è stato recuperato e trasportato in elicottero all'ospedale di Annecy. La tragedia è avvenuta durante un corso per aspiranti guide organizzato dal Collegio Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori francesi e le autorità competenti, impegnati nelle operazioni di recupero e nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Cordoglio è stato espresso alla famiglia della vittima da parte delle amministrazioni comunali sia del paese di origine che di quello di residenza.